Lorenzo Insigne dal cuore d'oro. Sull'onda della felicità per la conquista della Coppa Italia, il capitano del Napoli regala una gioia anche a un suo tifoso. La vicenda viene raccontata da Radio Marte che dice: «Grazie Lorenzo Insigne, finalmente possiamo svelare il nome del misterioso benefattore che ha regalato il motorino a Salvatore e sempre Forza Napoli». Il ragazzo infatti, sceso in strada a festeggiare la Coppa Italia, era stato derubato del motorino da un trio di malviventi. Subito è circolata la notizia di un nuovo motorino arrivato a Salvatore, ma l'identità del donatore era rimasta segreta, fino a quando Radio Marte ha rialzato la verità. È stato Lorenzo Insigne. Alexis Sanchez sarebbe finito nel mirino del Valladolid ed in particolare del suo presidente Ronaldo il Fenomeno. Il brasiliano ha messo gli occhi sul calciatore cileno. Il Daily Mail riferisce che l'attaccante, in prestito all'Inter dal Manchester United, interessa al club spagnolo. Sanchez, che ha un contratto con il Manchester United in scadenza nel 2022, ha già giocato nella Liga dal 2011 al 2014 con la maglia del Barcellona, squadra nella quale si era trasferito dall'Udinese. Ricordo fa parte delle leggende del calcio, di quei personaggi che hanno generato tante emozioni in tutti gli interisti e non solo, per cui il ricordo non può che essere un ricordo piacevole, legato al dolore per la perdita, ma che ancora una volta è la prova che un calciatore può col suo insegnamento valorizzare tante situazioni della vita che servono ad esempio per i nostri giovani e per tutti coloro i quali sono appassionati di questo bellissimo sport. Lo stimano un punto di riferimento per il suo genio in campo? Si dice generosolatezza, il fatto che abbia accompagnato il suo modo di giocare con un'arte tutta sua personale, ne contraddistingue un personaggio veramente che fa parte della poesia del calcio e come tale va ricordato. Credo che se Valentino Rossi avesse lasciato lo sport un po' prima avrebbe lasciato un certo tipo di eredità, mentre ora si sta mostrando molto vulnerabile. È deludente vedere che qualcuno, uno che chiunque avrebbe voluto vedere nel proprio team, pagandolo una fortuna, sia retrocesso in una squadra satellite. E questo è il pensiero di Casey Stoner in un'intervista a Fox Sports Asia sul futuro in MotoGP di quello che è stato il suo grande rivale in pista, vale a dire Valentino Rossi. Il dottore, come è noto, a fine stagione sarà costretto a lasciare la Yamaha ufficiale e potrebbe trovare spazio, qualora voglia proseguire, con la Petronas. L'australiano ha poi aggiunto: «Penso che abbia ancora il potenziale per ottenere grandi risultati e forse anche per vincere qualche gara, ma una volta era abbonato al podio e ora è triste vederlo correre in un altro modo».